Antoni Comini Oliveres, 1 minuta. Thanks, President. Se l'Unione non è una comunità che protegge le libertà dei suoi cittadini, non è niente. E una di queste libertà, una delle più preziose, è la libertà di amare chi vuoi. Chi potrebbe esserne contrario? Per quale ragione? La strategia LGTBQ+ dalla Commissione ha rappresentato un importante passo avanti, ma può essere migliorata. Per esempio, per quanto riguarda il quarto pilastro che guida la richiesta di uguaglianza LGTBIQ+ in tutto il mondo, non siamo riusciti a garantire la non discriminazione basata sull'orientamento sessuale nei paesi firmatari dell'accordo di Samoa, Africa, Caraibi e Pacifico. Nonostante dobbiamo sostenere queste comunità in quei paesi come per esempio l'Uganda, dove sono gravemente minacciate. Dobbiamo sostenere i difensori dei diritti umani che si mettono a rischio sul campo per difendere i diritti delle persone LGTBIQ+. Ma la strategia viene combattuta troppe volte anche all'interno dell'Unione Europea, dall'estrema destra. Proprio ieri, ad esempio, lo ha fatto il vicepresidente del governo Valenciano in Spagna. È necessario intervenire a livello giuridico, ma anche andare alle cause della LGTB-fobia e curare il risentimento che la alimenta. È una battaglia culturale che faremo con tutta la serenità, ma anche con tutta la determinazione.